Gloria a Dio. Pace a tutti, buongiorno, mettiamoci in piedi, fratelli. Ringraziamo Dio per questa opportunità. Oggi una mattina Gloria a Dio, una mattina di gioia nella presenza del Signore. Possiamo celebrare ciò che il Signore ha fatto per noi. Sappiamo che la Pasqua non è un giorno soltanto, la Pasqua è qualcosa di più, è il sacrificio di Gesù che vincendo la morte ci ha portato la salvezza e la vita eterna. Quindi ricordiamo questo giorno, questa domenica, il sacrificio del Signore che ci ha salvato, ci ha perdonato i peccati e celebriamo insieme la sua grande opera in noi e nella nostra vita. Preghiamo. Padre, nel nome di Gesù veniamo a te e vogliamo ringraziarti di questa opportunità, del privilegio che ci dai di poter essere qui insieme per lodare e benedire il tuo santo nome. Signore, a te la gloria, l'onore, la maestà. Signore, vorrei ringraziarti per tutto e di tutto, Signore, perché hai fatto e ancora fai cose grandi in noi e per noi. Ti lodiamo, Signore, per il tuo grande sacrificio, per tutto ciò che tu hai fatto in noi, Signore, nella nostra vita, perché non meritavamo, ma la tua grazia ci ha raggiunto, Signore. Grazie, grazie, Signore, non come grazie diciamo agli altri, alle persone che sono gentili, ma grazie davvero con tutto il cuore, perché se tu non ci avessi salvato, Signore, eravamo nel mondo persi, camminando verso la rovina, verso la fine, ma non la fine come quella che aspettiamo, la fine di trionfo, ma sarebbe la fine, Signore, di tristezza eterna. A noi, Signore, ci hai dato uno spirito di forza, di coraggio, di equilibrio, di pace, di gioia, di amore. Signore, vogliamo lodarti perché tu sei il Signore della nostra vita e fin qua, Signore, tu ci aiuti, tu ci sei, tu non ci lasci, tu non ci abbandoni. Signore, le mie parole non cessano i miei dolori, le preghiere che faccio non cessano i miei dolori, ma, Signore, la tua grazia sì può cessare ogni dolore, perché tu hai detto a Paolo: la mia grazia ti basta. Signore, quel dolore che lui affrontava con quelle spine quello spino che aveva in carne, nonostante, Signore, ti serviva, ma lui, Signore, ha pregato con dolore. E in quel momento tu hai detto: non toglierò, ma ti darò la grazia, e la mia grazia ti basterà. Signore, ci porta avanti con la tua grazia fino alla fine, senza guardare destra né sinistra, senza guardare fra i principi di Israele quelli che non credono, Signore, perché fra 12 spie 10 non hanno creduto, hanno mollato e hanno avuto paura, ma 12 ne hanno avuto fede e hanno detto: sì, la terra è nostra perché ci ha promesso il Signore. Padre, è vero che in questo mondo di incredulità noi siamo spinti a non credere, a dubitare, ma ti prego, ci rivesti con una fede, Signore, irremovibile, ci rivesti con una fede incrollabile, Signore, perché possiamo seguire camminando passo a passo, sapendo, Signore, che tu presto vieni. E la nostra speranza è nel tuo ritorno. Signore, oggi noi celebriamo non il Cristo crocifisso, ma il Cristo vittorioso che ha vinto la morte, che ha vinto l'inferno, che ha vinto il mondo, che ha vinto il peccato e ci ha dato salvezza, perdono, libertà, Signore. Grazie, Padre.
Grazie per la vita dei miei fratelli che oggi si sono messi disponibili a venire qua come Chiesa, a celebrare, a lodare il tuo nome, a dire che tu sei il Signore, che tu sei il Santo di Israele, che tu sei il Signore Salvatore, il Messia, che tu sei colui che tornerà, come la parola dice, Signore, fra le nuvole per rapire la tua Chiesa santa, non un gruppo, non, Signore, una denominazione, ma per rapire la tua Chiesa santa, che tu hai santificato col tuo sangue, Signore. Alleluia, continua con noi, Signore, continua con le famiglie. Dio, non posso fare più di questo, Signore, perché le mie forze sono fisiche, umane. Io non posso fare oltre, ma tuo Spirito, che è la più grande potenza dell'universo, può raggiungere il cuore, Signore, ogni persona. Che tu possa accendere la lampada spenta, che tu possa, Signore, rifare il vaso rotto, che tu possa edificare la casa, Signore, distrutta, crollata, che tu possa, Signore, dare vita al morto, vivificando ognuno per la tua gloria. Daraio seremando vasuite kebia fa. Spirito Santo, soffia il tuo vento come nel giorno della Pentecoste, quando erano radunati pochi, ma quei pochi si sono moltiplicati, perché, Signore, tu hai annaffiato questo campo col tuo sacrificio in croce, col tuo sangue che hai versato, e quel seme che hai seminato in croce, Signore, ha germogliato. Alleluia! Grazie, Signore, perché in me tu hai fatto un'opera, in me, Signore, tu hai compiuto un'opera, e ti prego, Signore, che anche nella vita di quelli che non ti conoscono, di quelli che sono lontani, di quelli che non vogliono, Signore, che tu possa anche parlare. Come tu hai parlato a Paolo, dicendo: io sono Gesù, alleluia. Signore, ti presenti, ti riveli agli uomini di questa città, di questo paese, Signore, dal nord al sud, di questo continente, nel nome di Gesù, Padre. Ti prego che la tua opera sia compiuta dal nord al sud, Signore, anche in tutto il continente, che la parola è arrivata e la parola è vita, Signore. Ti prego, rinforza i miei fratelli operai, rinforza la loro fede, la loro convinzione, che possano continuare, Signore, ferme, che possano continuare saldi nella tua presenza, perché sappiamo che i giorni peggioreranno, ma tu hai eletto, hai scelto uomini, Signore, valenti di Israele, come dice la tua parola, che nonostante c'è la battaglia, la spada diventerà una con il corpo, perché noi siamo stati chiamati ad annunziare. Paolo ha detto, Signore, ho questo obbligo, Signore, e noi abbiamo lo stesso obbligo di annunziare il Vangelo, perché la tua parola dice che il Vangelo è la potenza di Dio per la trasformazione e la salvezza di chiunque credi, dei greci, degli ebrei e di tutti quanti crederanno, Signore. Nel nome di Gesù, che il tuo Spirito possa espandere questo messaggio, che il tuo Spirito possa infiammare, infuocare ogni cuore con questo messaggio, Signore, e che possiamo oggi ricevere l'olio di gioia che tu versi sul nostro capo, perché la leggera afflizione di questo tempo non si paragona con la gloria che sta per venire, Signore, che sta riservata alla Chiesa, al tuo popolo, a coloro che ti confesseranno. Spirito Santo, dà salute ai malati. Ti prego per Giuseppe, per Esmeralda, Signore, ti prego per
Emiliano, figlio di Caterine, Signore, nel nome di Gesù, Padre, soffia il tuo vento di guarigione, tocca come, Signore, hai fatto nella vita di quella che era morta e hai vivificato, porta all'esistenza ciò che non esiste, manda via, Signore, lo spirito di malattia, di infermità, nel nome di Gesù noi lo sgridiamo, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, e che possiamo tutti dire amen e amen e amen. Gloria a Dio. Grazia, grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Ancora? Grazia, grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Amen. Accomodatevi, fratelli. Continuiamo lodando il Signore, che è degno, che è fedele, che non ci lascia, che non ci abbandona e che è presente nelle nostre vite. Amen. Gloria al Signore. Il Signore è buono, è fedele. Lodiamo al Signore. Sorella Nemesis ci guida con i cantici congregazionali. Pace a tutti. Una benedizione grande che Dio permette una domenica in più. Amen. Così lo diamo con la numero 453. Oh, che beato quel giorno per me, quando Gesù mi salvò, quando per grazia la vita mi die e nel mio cuore entrò. Ero lontano e senza il Signor, ora son salvo per fe. Vita eterna e gioia superna prepara il Signore per me. Solo Gesù può darti pace al cuore. Solo Gesù che ci portò l'amor. L'amor te passerà e salvezza ti darà. Quando Gesù accetti nel tuo cuore. Un nuovo cuore mi diede il Signor, or vivo solo per fe. Non so più schiavo del mal dell'error, mi liberò il mio Re. Quando ai suoi piedi li chiesi perdon, il suo amor mi mostrò. In un istante mutuò la mia mente, il cuore la pace trovò. Solo Gesù può darti pace al cuore. Solo Gesù che ci portò l'amor. L'amor te passerà e salvezza ti. Quando Gesù accetti nel tuo cuore. Quale speranza Gesù mise in me, mutato il corpo sarà. In un momento io vedo per fe, godrò l'eternità. In quelle stanze divine del cielo, qual gioia lor proverò.
ricchezza eterna e gioia superna nel dì che Gesù mirerò. Solo Gesù può darti pace al cuore. Solo Gesù che ci portò l'amor. L'amor te passerà e salvezza ti darà quando Gesù nel tuo cuore. Gloria a Dio. 526. Gloria a Dio. Amore grande, profondo e sublime, questo è l'amore del mio creatore. Non c'è niente nel mondo che possa eguagliarsi al grande amore del mio Salvatore. Dio d'amor, Dio d'amor, solo sei tu, il Dio d'amor. Non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te. Per me non c'è amor, Ei solo ci ama, ci comprende e ci guarda da tutto il male che esiste nel mondo. Per questo l'adoro con l'anima mia, perché mi ha dato Gesù dolce calma. Dio d'amor, Dio d'amor, solo sei tu, il Dio d'amor. Non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te. Per me non c'è amor. Gloria a Dio. Pace a tutti. Mettiamoci in piedi, fratelli, facciamo la lettura biblica. Alleluia. Io non mi sento. Gloria a Dio. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 20, dice la parola di Dio. Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo.
Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro. E chinatosi vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette, perché non avevano ancora capito la scrittura, secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. Maria invece se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere. Mentre piangeva si chinò a guardare dentro il sepolcro ed ecco vide due angeli vestiti di bianco, seduti uno al capo e l'altro ai piedi, lì dove era stato il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: Donna, perché piangi? Ella rispose loro: perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse: Donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il giardiniere, gli disse: Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto e io lo prenderò. Gesù le disse: Maria. Ella, voltatasi, gli disse in ebraico: Rabbuni, che vuol dire maestro. Gesù le disse: non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre mio, ma va dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Maria Maddalena andò ad annunziare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli le aveva detto queste cose. Amen. La mia omelia non è lunga, volevo dire solo una frase di riassunto di questa Pasqua, che noi non veniamo a desistere di nessuno, che il marito non desista della moglie, che la moglie non desista del marito, che i figli non desistono dei genitori, che i genitori non desistono dei figli, che l'amico non desista dell'amico e che la Chiesa non desista del suo Signore. E questa è la mia parola per questa Pasqua, di incoraggiamento a tutti a non desistere. Non desistere di nessuno, perché tutti sono importanti e che noi non veniamo a desistere della fede. Anzi, che possiamo essere rivestiti da una fede incrollabile, irremovibile, per i giorni che avverranno. Amen. Preghiamo per l'opera missionaria. In questo momento ricordiamo i nostri fratelli missionari che sono in ogni base missionaria, ma anche in tutto il mondo. Noi abbiamo nomi, abbiamo Marco, abbiamo la Jamili, abbiamo Ari con la famiglia, abbiamo Alassi con la famiglia qua con me, Talis con la famiglia Scandici, abbiamo Pastore Vito con la Giuliana
a Belluno, ma ci sono anche i missionari anonimi che noi non conosciamo, ma che anche loro si stanno offrendo come offerta di oblazione sull'altare di Dio per portare questo messaggio. I discepoli che hanno detto tanto quello più amato, quello che amava di più, sono andati via. Non hanno insistito come Maddalena. Ma Maddalena, perché ha perseverato in cercare, ha trovato. E Gesù stesso si è presentato a lei. Ma Gesù non ha desistito di chi ha desistito di lui. E ha mandato un messaggio a loro, come manda un messaggio a questa chiesa. Io non ho desistito di voi. Gesù non desiste di te. No. E lui manda un messaggio a te stamattina, che vuole trovarti, per farti vedere cose che tu non hai mai visto. E sono queste cose che ci sono state riservate dal principio, la Bibbia dice. Non che lui ha pianificato all'improvviso la salvezza, il cielo, no. Prima che lui dicesse abbia luce, lui ha detto abbia croce, perché la croce è stata prima della luce, che possiamo seguire guardando Gesù, autore e compitore della nostra fede, perché Egli non è qui in questa croce, no, Egli è qui in me. Cristo vive in me. Amen? Ricordiamo questi fratelli oggi, che sono nei campi più duri, difficili, perché ci sono missionari oggi in Israele, in Iran, in Pakistan. Io sono qui, Dio mi ha voluto qui, ma loro sono là, perché Dio ha voluto loro là. E che il Signore possa rivestire i miei fratelli che sono là, dando a loro uno spirito di coraggio e di forza. E la Chiesa che è qui, perché uno va e un altro rimane, ma sia chi va e chi rimane sono importanti, perché uno va, un altro rimane pregando, contribuendo, sostenendo, coprendo in preghiera quella persona. E vorrei invitare il nostro leader dei giovani, fratello Rick, per innalzare questa preghiera al Signore, per il campo missionario e per le famiglie che oggi hanno bisogno di questo messaggio. Che Maddalena possa arrivare, dico simbolicamente questo, che tante Maddalene possano arrivare con un messaggio di questo, perché tu hai bisogno di una buona parola, sì o no? Io ho bisogno di una parola che consoli il mio cuore, di consolazione. E quella parola che Gesù aveva dato a Maddalena era una parola di consolazione. E la parola di consolazione è diventata una persona, lo Spirito Santo. Perché Gesù ha detto, io torno al Padre, ma non vi lascerò orfani. Vi manderò lo Spirito Santo. Esse convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Amen? Fratello Ricky, innalza questa preghiera e dopo noi continuiamo adorando al Signore con i nostri bambini che loderanno al Signore e noi faremo la raccolta
E in questa preghiera noi pregheremo già per la vita economica di ognuno. Non sia visitanti, sia partecipi. Non sia quello che vedi dalla finestra, ma quello che si siede a tavola. Amen? Pace a tutti. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questa occasione che ci ha dato di essere qua radunati davanti a te, davanti al tuo cospetto, Signore. È un piacere e una grande benedizione per noi di poter essere qua, Signore, sapendo che ci sono tantissime persone che non hanno avuto questa opportunità di essere qua, di poter svegliarsi stamattina per vedere questo giorno ancora in cui noi ci ricordiamo che la croce è vuota, che non ci sei più, ma che sei risorto e che ti trovi dentro i nostri cuori, Signore. E stamattina vogliamo innalzarti, Signore, perché tu sei il Re dei Re. Non c'è un Dio al di sopra di te, non c'è un altro nome al di sopra di te, Signore. Gloria a te, Padre. E in questa mattina noi vogliamo che tu ti possa rivestire, come ha detto il pastore, dello Spirito tuo, affinché i fratelli che servono nella tua opera abbiano la forza di servire, abbiano la forza di poter dare tutto ciò come un sacrificio sull'altare, che possano darsi per servire, Signore. Dà la forza a tutti questi fratelli che servono per la Chiesa, che sia coloro che noi conosciamo i nomi, che sia coloro che sono anonimi. Signore, dà loro la forza di potere, perché la Bibbia dice che sei tu che dai il potere e il fare, Signore, il volere e il fare, Signore. Oh Signore, dai il volere e il fare, che la parola che è diventata carne, e mediante questa carne il sangue si è sparso, che questo sangue possa dare la forza a coloro che mancano, Signore. E la Bibbia dice che le tue parole sono spirito e vita, Signore, e spirito e vita, che lo spirito e la vita possa essere dentro queste persone che mancano della forza per poter servire a te, che mancano, Signore, questa vigore per poter servire, Signore. Oh Padre, sei tu, conosci tutte quelle difficoltà che tutte queste persone incontrano, ma io so che tu sei colui che fa oltrepassare le difficoltà alle persone che affrontano queste difficoltà. Oh Signore, i venti non ci potranno sopraffare, perché noi abbiamo messo la nostra fiducia in te, Signore. Che la tua forza ci accompagni in questa missione, dalla forza che sia a coloro che sono nei paesi lontani che ti servono, che sia quelli che sono qua, Signore, servendo, Signore, servendo la tua Chiesa, Signore. Oh Padre, ti preghiamo, Signore, rinforzaci, vivificaci, che la Chiesa sia viva, Signore, per la tua gloria. Non è per la gloria di una persona, non è per la gloria di un tizio, ma è per la tua gloria, Signore. E noi vogliamo vedere ancora questa gloria, Signore. Oh grande Dio, manifestati, che la tua Chiesa sia ancora più forte per fare fronte alle difficoltà, che sia presente e quelle che noi incontreremo nel futuro, Signore. Oh Padre, rinforzaci, vivificaci, Signore. Guarda coloro che oggi, Signore, daranno la offerta per sostenere, Signore. Sa come i tempi diventano difficili, Signore, ma con amore le persone danno perché la opera vada avanti, Signore. Benedici queste persone, dà ancora, Signore, a loro di più per poter sostenere la tua opera. Padre, dà un'occhiata a coloro che non hanno, che vogliono dare ma che non hanno, Signore. Tu sei colui che dà. La Bibbia dice che l'oro e l'argento ti appartengono, Signore, che tutte le cose, Signore, che loro chiedono per sostenere la tua opera abbiano queste cose per la tua gloria, Signore, per la tua gloria, Signore. Oh, benedici la tua Chiesa, benedici tutti coloro che operano, tutti coloro che daranno. I bambini, Signore, i bambini, Signore, che sono il futuro della tua Chiesa, Signore. Benedici, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Fratelli, accomodatevi. Che presenza gloriosa. Io non so se sentite, io sto sentendo
la presenza del Signore come una brezza soave. Gloria a Dio. I bambini qua davanti, loro loderanno al Signore e mentre lodano noi faremo le nostre offerte, consegneremo la decima al Signore come sacrificio sul suo altare. Nostro diacono, Wallace, per la raccolta. I bambini qua. Davanti a te. Vai, in fila, in fila, in fila, in fila. In fila ancora. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Dio è vivente, no, non è morto. Dio è vivente, no, non è morto. Dio è vivente, no, non è morto. Lo sento dentro te, son certo che egli è qui. Lo sento tutto intorno a me. Io canterò, io griderò, io canterò, io griderò, alleluia. Quando i cieli si apriranno, che gioia allora sarà. Canterò, griderò, alleluia. Dio è vivente, no, non è morto. Dio è vivente, no, non è morto. Dio è vivente, no, non è morto. Lo sento dentro me, son certo che egli è qui. Lo sento tutto intorno a me. Io canterò, io griderò, io canterò, io griderò, alleluia. Quando i cieli si apriranno, che gioia allora sarà. Canterò, griderò, alleluia. Se i cieli si apriranno, che gioia allora sarà. Canterò, griderò, alleluia. Cristo vive. Allora, loro vanno alla classe felice, facciamo una preghiera per loro. La missionaria Priscilla farà questa preghiera. Dopo canta. Mentre lei si prepara, vorrei presentare ai fratelli. Oggi, dicevo, questo weekend è stato, questa settimana è stata una settimana molto benedetta per noi, per la Chiesa, per me personalmente, perché tutti sapete, questa Chiesa è stata fondata dagli svedesi. Nostra missione è fondata dagli svedesi che sono usciti dalla Svezia nel 1910 e sono andati in Brasile, hanno iniziato l'opera missionaria e dopo nel 2015 siamo venuti qua in Italia iniziando quest'opera in Italia e siamo qui in suolo italiano dal 2015, ma questo messaggio abbiamo ricevuto dagli svedesi, il messaggio che Gesù Cristo salva, guarisce, battezza nello Spirito Santo e che breve tornerà.
questo messaggio ci è stato portato e oggi la nostra missione in Brasile manda missionari in tutto il mondo per la gloria di Dio. E oggi abbiamo un embrione, diciamo così, no? È un piccolo gruppo che sono 3 persone lì in Svezia, 3 persone che sono già parte della missione, ma ci sono altri che congregano, che partecipano insieme ogni mese dalla missione che svolgiamo là. E con noi c'è il fratello Christian, la sua moglie Lawanda. Mettetevi in piedi, per favore. E loro vengono dalla Svezia e fanno parte dell'arca missionaria, ma io sono un pastore proprio, per parlare italiano è già difficile, immaginate svedese. Come si chiama la tua chiesa in Svezia? Mamma mia. Svenska Missions Ark. È difficile o non parlare? Fratello, io ho imparato una parola. Mina Vener. Amico mio. Mina Vener. È così, no? Più o meno così. Se lui parla, vedete che non è così. Com'è? Mina Vener. Più o meno. Ma lui è appassionato per l'Italia, in particolare per Napoli. E ci sono 3 napoletani qua, La Fausta, sono felice che Mirandi è con noi stamattina. Gloria a Dio, che Dio vi benedica. Facciamo, fratelli, un applauso al Signore per la vita di questi fratelli che sono qui con noi stamattina. Che Dio vi benedica. Grazie della vostra vita. E io sono stato raggiunto dal messaggio del Vangelo tramite questa missione. Ero un ragazzo che ho ricevuto il messaggio che quella chiesa ha ricevuto dalla missione. Quindi io ringrazio Dio per la vita dei fratelli svedesi che hanno avuto coraggio, e noi dobbiamo fare coraggio, sì o no? Per continuare avanti. Amen? I giorni non sono facili, ma il Signore è vicino e presto cesserà. Alleluia. E la chiesa sarà portata, rapita. Però sarà un problema perché rimarrà, perché la chiesa è la colonna. Gesù ha detto: voi siete colonna di verità. Allora, una volta che togli una colonna importante, cosa succede? Crolla. E ci sarà un grande crollo quando la chiesa sarà tolta, rapita. Amen? Quindi preghiamo per questi bambini, perché non sono il futuro, sono il presente. Questa chiesa è una chiesa per loro, e la chiesa a loro. Io dico sempre, a volte i fratelli si disturbano con i bambini, dovete avere pazienza, che nessuno è nato grande, tranne il figlio di balena. Se uno è figlio di balena, allora nasce già grande, più di 1 tonnellata, ma loro sono piccini e noi siamo stati tutti piccini, e la chiesa deve essere un luogo anche gradevole e piacevole a loro. Amen? Come è per noi. Gloria a Dio. Quindi preghiamo per loro. Sono felice che c'è questa bellissima ragazzina con noi. Gloria a Dio. E siamo contenti perché il Signore opera e fa. Amen? E preghiamo la missionaria Priscilla. Dopo la preghiera noi faremo i cantici. E con noi c'è il nostro pastore Vito, la missionaria Giuliana, che sono di qua. È perché loro passano la maggior parte a Belluno, ogni tanto vengono qui, ma sono di questa missione, sono di qua, di questa chiesa. Amen? Facciamo un applauso a Gesù per la loro vita. Gloria a Dio. Saluto a tutti con la pace del Signore. Preghiamo per loro. Questo mese parleremo del perché celebriamo la Pasqua, tutta la storia, e finiremo parlando del rapimento, che lui è andato ma tornerà. Amen. Quindi impareranno anche che un giorno andremo a casa.
E preghiamo per loro, che possiamo stendere le nostre mani e pregare. Signore Gesù, ti lodiamo per la vita di questi bambini. Ti lodiamo, Signore, per la loro vita. Ti chiediamo, Signore, per la loro famiglia, perché la loro famiglia possano accompagnarli in chiesa, possono essere di sostegno nella loro vita spirituale, possono farli crescere, Signore, nella conoscenza della tua parola. Ti chiediamo, Signore, per la loro mente, che loro possano capire, Signore, le parole che saranno dette, che loro possano custodire queste parole nel loro cuore, che loro possano avere esperienze con te, Signore, nonostante i bambini, che possano essere come Samuele, Signore, possano sentire la tua voce. Io ti chiedo nel nome di Gesù che tu possa essere con loro, ovunque loro devono andare, che le cose del mondo, Signore, non colpiscono loro, che le cose di questo mondo, Signore, non sia di attrazione per la loro vita, ma che la tua parola, le tue cose, le cose del cielo, le cose che vengono dall'alto possano si occupare, Signore, gli spazi nella loro vita. Io ti chiedo, Signore, nel nome di Gesù, io ti chiedo per la Nemesis che ora parlerà a loro. Io ti ringrazio, Signore, per la sua vita, per la vita della Lupe, per la vita della Neuma, perché è un duro compito, Signore, ma anche ci porta soddisfazione in vedere che loro crescono, Signore, nella tua parola, sulla tua parola. Io ti chiedo che tu possa parlare con ancora, Signore, altre donne che possono prendere quel cuore, Signore, quest'opera, questo lavoro, Signore, che tu hai fidato. Oh, Signore, tu hai fidato giorni e cose importanti a noi che ci dedichiamo ai bambini, Signore. Alleluia. Io ti ringrazio, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Manteniamoci in piedi, lodiamo insieme perché Egli vive in un futuro, io crederò. Alleluia, tutti noi conosciamo, lodiamo insieme con spirito di gratitudine, quel cuore grato al Signore, e ricordarci che noi possiamo credere perché Lui ha vinto. Alleluia. Suo figlio amato, perché morissi al posto mio, in croce morì per i miei peccati, risuscitò e vivo è, col Padre sta, perché egli vive in un futuro io crederò, perché egli vive non temerò, ma io lo so che la mia vita è nelle mani di Cristo Gesù, che col Padre sta. Quando arriverà la mia ora in cui la morte affronterò senza paura, avrò vittoria, vedrò nella gloria il mio Gesù che col Padre sta, perché egli vive,
perché alleluia in un futuro io crederò perché egli vive non temerò ma io solo so che la mia vita è nelle mani che col Padre sta. La Chiesa canta perché alleluia ti lodiamo perché tu vivi, Signore. Alleluia, ti lodiamo perché tu ci hai dato speranza di un futuro. Alleluia. Non temerò, ma io solo so che la mia vita è nelle mani di Cristo Gesù che col Padre sta. Alleluia. Fratelli, accomodatevi. Io vorrei sentire Christian salutare la Chiesa. Lui parla italiano, quindi non ci saranno tanto problema. Amen? Vieni, Christian. Non ho mai fatto questo. Che è questo? Dove guardo? Cosa? Salve, salve. Pace, pace. Cosa dico? In Italia sento sempre bene, quindi sì. Vengo dalla Svezia. E poi, ok, io sono svedese. Vengo dalla Svezia e poi non sono cresciuto in Svezia, ma non sono sempre stato cristiano. Insomma, è stato un viaggio per me con Cristo molto importante che adesso in questi giorni io amo Gesù e poi il testimonianza in breve posso dirlo. Era così che io stavo sempre da solo come un bambino e poi i giorni erano bui bui e poi un giorno passa e sono passati tanti giorni da solo e poi sempre volevo stare con una persona perché non avevo un amico. Il mio amico è Gesù Cristo. Amen. E quindi un giorno non volevo vivere di più perché in Svezia è molto triste. In Italia, in Brasile ci sono delle persone che sono sociali, tipo che parlano tanto. In Svezia non è così, non si parla. E poi un giorno avevo detto a Gesù Cristo che mi uccidi. Io sono inginocchiato. E quindi ho detto che Gesù mi uccidi. Poi il giorno dopo ho
ho sentito questa sensazione nel mio cuore che non avevo mai sentito. E poi Gesù Cristo è venuto da me e parlava con me tutti i giorni e non ero da solo più, avevo un amico, perché nella Bibbia Gesù ha una frase là che Gesù, penso che lui disse: io sono il tuo amico, nostro padre, ma anche il nostro amico. E per me Gesù è stato il mio amico migliore. Mina bene. E quindi io amo Gesù. In questi giorni io vivo per Gesù Cristo e non ci tengo niente di quelle persone che dicono che lui non vive, perché lui vive. E noi sappiamo questo. Sì, questa è la mia. E poi forse a Napoli, quindi. No, poi io ho imparato l'italiano da solo, quindi la mia grammatica non è perfetta, ma. No, sì, quindi è questo. Amen. Amen. Puoi venire? Vieni qua. Vieni. Fare un saluto. Vieni. Sì, certo. Era la prima volta che ho fatto. Sim, ó, não falo italiano, então vou falar em português. Então, então, a paz do Senhor a todos. Pace a tutti. E eu só quero agradecer por estar aqui, é uma bênção. Vorrei ringraziare per essere qui, è una benedizione. É uma honra estar aqui com vocês, louvando a Jesus. È un onore essere qui con voi, lodando a Gesù. E é a minha primeira vez aqui na Itália. Estou muito feliz que eu sempre fui apaixonada por esse país. È la mia prima volta in Italia, sono innamorata d'Italia. Sim, então, muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu fui muito bem recebida aqui. Grazie per il vostro affetto, sono stata molto accolta qui. E Ben accolta qui. estamos orando na Suécia por essa missão que está começando lá também. E aqui eu estou. Só quero dizer que estou muito feliz por estar aqui Siamo in com preghiera vocês. per la missione qua e anche in Svezia che sta iniziando. Sono molto contenta. Amém, amém. Obrigada. Gloria a Dio. Giuliana, vieni qua a salutare la chiesa, dopo il pastore ci porta la parola. Amen. Non vai via senza salutare la chiesa. Senza voce. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Forza Napoli. Perdonatemi per la voce, ma volevo salutare la Chiesa, volevo dire che è sempre una gioia. Quando veniamo qua da voi sentiamo sempre l'amore e il calore con cui ci accogliete. Veramente perdonatemi, ma avevo nel cuore un versetto da lasciare alla Chiesa e quindi non è vero che non sono contenta che mi hai chiamata. Sentivo nel cuore, è un versetto che il Signore ha parlato alla mia vita e volevo trasferire anche a voi, che si trova in Giobbe 35. Giobbe 35. Sì, versetto 14. No. Oddio. E tu, quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare. Questo è quello che il Signore parlava alla mia vita questa notte e sentivo forte di doverlo trasferire a voi, perché ci sono momenti che non sentiamo la voce del Signore. Ci sono momenti che facciamo delle richieste al Signore, ma il Signore sembra che non ascolti o che non risponde alle nostre preghiere
le nostre richieste. Ma il Signore parlava con me questa notte e diceva: sappi aspettare. Lo Spirito Santo mi diceva proprio questo: sappi aspettare il momento che io risponderò, perché anche se noi non sentiamo quella voce, ma dobbiamo sapere che il Signore è all'opera nella nostra vita. E quando noi abbiamo una difficoltà, Lui è già davanti a noi, che sta provvedendo a risolvere quella situazione o a rispondere a quella preghiera. E poi il Signore mi portava in Esodo, quando il popolo di Israele nel deserto non aspettò perché non sentiva il Signore. Mosè non arrivava e il popolo si fece un vitello d'oro. Il Signore dice: non farti nessun vitello, non farti tu la risposta, non cercare risposte altrove, sappi aspettare e sappi aspettare alla mia presenza, perché al momento opportuno io interverrò, io risponderò, sappi soltanto aspettare. Questo è quello che il Signore parlava al mio cuore questa notte e volevo trasferire alla Chiesa questa mattina. Il Signore ci benedica. Non desisti, non possiamo desistere, amen? Tu puoi dire a questa persona che è più vicina a te, dice: non desisterò di te, si può dire così? Alla persona più vicina: non desisterò di te. Chiesa, non desisterò di voi. Non desistete di me, eh? Gloria al Signore. Sentiamo la parola di Dio con il pastore Vito e celebriamo la parola del Signore che scende come rugiada, amen, come la rugiada dell'Ebro, amen. Pastore, tu vuoi con senza? Un abbraccio, perché sennò pensano che siamo nemici. Alleluia. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Sono molto gioioso di essere qui con voi, è sempre una benedizione. Voglio ringraziare la vita del pastore Victor con la missionaria Priscilla, come con l'amore in cui ci accolgono anche tutta la Chiesa. Voglio ringraziare mia moglie che mi sopporta, è sempre vicino a me, che Dio possa benedire in modo poderoso. Amen. Vi voglio avvisare che la voce che manca a mia moglie ce l'ho io in più. Allora, allora vi sto avvisando. Amen. Allora vogliamo passare alla parola del Signore. Vogliamo aprire Vangelo di Giovanni. Leggeremo dal capitolo 1, dal versetto 29. Giovanni, capitolo 1, dal versetto 29. Alleluia. Giovanni 1, 29. Vogliamo metterci in piedi davanti alla parola del Signore. Alleluia. Amen. Leggiamo la parola. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo è colui del quale dicevo: dietro a me viene un uomo che mi ha preceduto, perché egli era prima di me. Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli sia manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Giovanni rese la sua testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo.
e io ho visto e ho attestato che questo è il Figlio di Dio. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con 2 dei suoi discepoli. Avendo fissato lo sguardo su Gesù che stava passando, disse: ecco l'agnello di Dio. I due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: che cercate? Egli disse: Rabbì, che interpretato vuol dire maestro, dove abiti? Egli rispose loro: venite e vedrete. Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui. Quel giorno era circa la 10ª ora. Vogliamo pregare. Padre, nel nome di Gesù, vogliamo ringraziarti, Signore, perché la tua presenza è in mezzo a noi e per certo tu questa mattina parlerai ai nostri cuori attraverso la tua parola, Signore, come sempre, Signore, che la tua parola possa trovare un terreno fertile, Signore, dove questo seme possa, Signore, crescere, germogliare e portare frutto per la tua gloria, Signore. Io ti prego che ogni cuore, Signore, sia predisposto a ricevere, Signore, questa manna fresca che scende dal cielo, Signore, che io possa essere un canale purificato dal tuo prezioso sangue, Signore, che ogni parola che uscirà dalla mia bocca sia unto dall'alto, nel nome di Gesù. Amen, amen. Possiamo accomodarci? Alleluia. La Pasqua, è vero, oggi è un giorno di Pasqua. E la Pasqua è una festa molto importante nel mondo ebraico, anche nel mondo cattolico, ma quello che noi dobbiamo ricordarci della Pasqua, della vera Pasqua, è che la Pasqua non deve essere celebrata una volta all'anno, ma la Pasqua è un'opportunità che Dio ci dà affinché la nostra relazione con Lui possa iniziare oppure possa essere restaurata. Ecco, la nostra Pasqua, dice l'Apostolo Paolo, che è Cristo, ha un nome, è Cristo Gesù. Allora noi vediamo nella parola di Dio, vediamo come la Pasqua è stata celebrata per la prima volta nel libro di Esodo. Vi ricordate? Che la Pasqua in ebraico, Pesach, che vuol dire? Sapete cosa vuol dire, vero? Tratti fuori, passare oltre. Questo è il significato della Pasqua, passare oltre. Ma passare oltre da cosa? Allora noi vediamo che Dio, nell'ultima piaga dell'Egitto, chiese a Mosè che un agnello doveva essere immolato e quel sangue di quell'agnello doveva essere versato sugli stipiti delle porte, affinché l'angelo del giudizio di Dio, quando vedeva la casa che era coperta dal sangue, passava oltre e quella casa non subiva il giudizio di Dio. Allora noi vediamo la prima figura che vediamo nella Pasqua, nell'Esodo, vediamo proprio la figura di Cristo, perché oggi la situazione non è cambiata. Perché non si può vivere un cristianesimo neutro, o siamo coperti dal sangue di Cristo o siamo fuori dalla protezione di Cristo. E vediamo che lì, in quel momento, ogni famiglia doveva prendere un agnello, ogni famiglia. C'era una responsabilità familiare dove dovevano prendere un agnello e ogni casa doveva essere coperta da questo sangue. E questo ci richiama alla responsabilità personale che noi abbiamo non soltanto sulla nostra vita, ma abbiamo una responsabilità sulla nostra famiglia. Fratello, sorella, noi siamo responsabili sulla vita dei nostri mariti, delle nostre mogli, dei nostri figli. Ognuno di noi, ognuno di noi è chiamato ad avere un rapporto personale con Dio, ma anche un rapporto familiare con Dio. Ecco perché ogni agnello e il sangue doveva essere versato su ogni stipite di ogni casa, di ogni abitazione. Allora noi vediamo oggi che in Cristo Gesù, se noi non abbiamo ricevuto sugli stipiti del nostro cuore il sangue di Cristo, la nostra vita è fuori dalla protezione di Cristo. Allora noi dobbiamo realizzare, fratello, sorella, il vero sacrificio di Gesù. Deve essere realizzato dentro al nostro cuore. Allora vediamo che Giovanni Battista era colui che Dio aveva scelto 700 anni prima per mezzo del profeta Isaia, che disse: ecco la voce di uno che grida nel deserto. Era Giovanni Battista,
quella voce che gridava nel deserto, che gridava in un luogo arido, in un luogo dove non c'era vita, in un luogo dove non c'era speranza, ma Dio aveva scelto una voce per gridare e preparare la via al Messia. Allora vediamo che quando i farisei mandarono a dire a Giovanni: chi sei tu, Giovanni? Sei il Messia che noi stiamo aspettando? No, io non sono il Messia. Sei forse Elia? No, io non sono Elia. Sei forse un profeta? No, io non sono un profeta. Allora chi sei, Giovanni? E Giovanni disse: io sono una voce, io sono la voce che grida nel deserto. E oggi, fratello, sorella, la voce che grida nel deserto è la voce che grida in questa città, la voce che grida in questa nazione, è la Chiesa, è la tua vita e la mia vita che dobbiamo gridare affinché il mondo possa ricevere Cristo nel profondo del loro cuore. Ecco la responsabilità che noi abbiamo di annunciare Cristo, di annunciare il sacrificio di Gesù. Gloria al nome del Signore. Allora, quando Giovanni, mentre lì che stava parlando, stava dialogando, arriva a un certo punto che si avvicina a Gesù. E lui, quando vede Gesù, lui dice: io non lo conoscevo, ma gli fu rivelato. Perché Giovanni Battista sappiamo che era il cugino di Gesù. Ma Giovanni conosceva Gesù, ma non lo conosceva come Messia. Ma gli fu rivelato da Dio, perché Dio disse: colui che vedrai scendere la colomba e posarsi su di lui è lui il Messia. Allora gli fu rivelato da Dio. E tante volte noi conosciamo Gesù, ma non abbiamo una rivelazione profonda di chi è veramente Gesù nella nostra vita. Noi dobbiamo avere una relazione intima con Cristo per conoscere il suo cuore, per conoscere e realizzare il sacrificio di Gesù. Perché noi tante volte, fratello e sorella, noi tante volte questo sacrificio non lo meditiamo. E noi questa mattina vogliamo meditare proprio il sacrificio di Gesù. Gloria al nome del Signore. Allora Giovanni vede Gesù. E quando vede Gesù dice: ecco l'agnello di Dio, eccolo, è arrivato, è lui l'agnello di Dio. È lui l'agnello di Dio, è lui l'agnello di Dio che Dio ha provveduto. Non è un agnello che è stato scelto da un uomo, ma è l'agnello che è stato scelto da Dio. Ecco l'agnello di Dio, è lo stesso Dio che aveva provveduto l'agnello. E che noi vediamo nell'antico patto, Dio istituì che un agnello doveva essere preso, ma un agnello doveva essere puro, senza macchia, senza difetto. Doveva avere delle caratteristiche per essere sacrificato, per essere immolato. E noi vediamo che quando Dio disse che quando l'agnello doveva essere sacrificato, ogni piede dell'altare doveva essere cosparso con il sangue di questo agnello. E noi tutto questo lo vediamo nella realizzazione della croce di Cristo. Fratello, sorella, perché l'Antico Testamento è l'ombra di ciò che doveva venire, era l'ombra di Cristo. Perché? Perché la parola di Dio è cristocentrica. Tutto ci porta a Cristo. Tutto quello che noi vediamo nell'Antico Testamento è l'ombra di quello che doveva venire. Allora Dio istituì come doveva essere sacrificato l'agnello, perché già nei pensieri di Dio, fin dall'eternità, già c'era il sacrificio che Gesù doveva compiere sulla croce. Perché Gesù è l'agnello scelto prima, è vero, prima della fondazione del mondo. Ecco, e tutto questo ci parla che la salvezza non viene dal basso, la salvezza non viene da una religione, la salvezza non viene da un'istituzione, ma la salvezza viene dall'alto, perché l'agnello viene dall'alto, è l'agnello di Dio, gloria al nome del Signore. Non è l'agnello che ha scelto un uomo, è Dio stesso che ha scelto il suo agnello. E ne vediamo la realizzazione nella croce, perché nella croce vediamo che quando Dio, nel suo piano perfetto, aveva visto la croce, aveva visto come il suo altare. La croce è l'altare che Dio aveva stabilito per sacrificare il suo agnello. E vediamo come il sangue doveva essere sparso nei 4 piedi dell'altare. Noi vediamo che il sangue è stato sparso nelle 4 punte della croce. Fratello, sorella,
tutto è profetico nella parola di Dio. E noi vediamo che la corona di spine che è stata messa sul capo di Gesù non è stata fatta a caso, non è nulla a caso. Perché noi vediamo fin dalla Genesi, quando Adamo ed Eva hanno peccato, Dio maledisse la terra e disse: la terra produrrà spine e triboli. E vediamo che la corona che è stata messa sulla testa di Gesù, sul capo di Gesù, era stata fatta di spine. Gloria al nome del Signore. Perché Dio aveva preso la maledizione della terra e l'aveva portato sul capo di Gesù Cristo. In Gesù Cristo ogni maledizione viene spezzata. Gloria al nome del Signore. Questo è qualcosa di profondo, fratello, sorella, che noi dobbiamo realizzare. Mentre i soldati si volevano beffare di Gesù, facciamo una corona di spine e gliela mettiamo sul suo capo, ma tutto quello era sotto il governo di Dio. Gloria al nome del Signore. Perché se non c'era una corona di spine, quella punta della croce non poteva essere bagnata col sangue, ma ci doveva essere una corona di spine. Allora dal capo esce il sangue, dalle mani esce il sangue, dai piedi esce il sangue. Vediamo un altare perfetto che Dio aveva stabilito. Il sangue doveva essere sparso nei 4 punti, nei 4 lati dell'altare. Gloria al nome del Signore. Questo è qualcosa di meraviglioso, fratello, sorella, che noi dobbiamo realizzare. Il sacrificio di Gesù dobbiamo realizzare dentro al nostro cuore. Alleluia. Allora Giovanni vede Gesù, dice: ecco l'agnello. Ecco l'agnello. Il linguaggio di Giovanni era conosciuto nel mondo ebraico. Loro sapevano che cosa significava essere un agnello. Sapevano l'agnello che doveva essere sacrificato, in quali modi che Dio aveva detto. Allora, fratello, sorella, la croce ci parla di qualcosa di importante. Qualcosa di importante. Gloria al nome del Signore. L'agnello è stato immolato su quella croce e Lui l'ha fatto per amore. È stata la provvidenza di Dio, perché i sacrifici nell'antico patto coprivano il peccato, ma il sacrificio di Gesù toglie il peccato. Alleluia, questa è una buona notizia. Ecco perché il Vangelo è la buona novella. Perché mentre nell'antico patto i sacrifici, il sangue che veniva versato serviva per coprire il peccato del popolo, nel nuovo patto vediamo che il sangue è stato versato per togliere il peccato. Lo toglie, fratello, sorella. Ecco perché non dobbiamo vivere sotto il rimorso del nostro passato. Non dobbiamo vivere, fratello, sorelle, schiavi dei nostri fallimenti. Non dobbiamo vivere schiavi dei nostri vecchi peccati. Ma noi, quando riceviamo il sangue dell'agnello sul nostro cuore, sugli stipiti del nostro cuore, ogni peccato viene tolto, viene cancellato dal prezioso sangue di Cristo Gesù. Allora ecco, il peccato viene tolto e Dio disse: io non mi ricorderò più dei tuoi peccati. E tante volte noi cristiani viviamo nei rimorsi del passato, viviamo nei fallimenti, rimaniamo paralizzati, ma quando noi realizziamo il sangue di Cristo su quella croce e realizziamo il valore del sangue di Gesù, noi non viviamo più sotto un fallimento, ma viviamo sotto la grazia del sangue di Gesù Cristo. Gloria al nome del Signore. Che la Pasqua questa mattina possa essere un giorno di una nuova relazione con Dio, un giorno di un rapporto restaurato con Dio. Io non so, forse ti trovi lontano in questo momento, stai passando momenti difficili. La Pasqua questa mattina arriva proprio per la tua vita, affinché la tua vita sia restaurata per mezzo del sangue dell'agnello. Gloria al nome del Signore. Allora vediamo che quando Giovanni vede l'agnello, e c'erano 2 discepoli di Giovanni, erano lì. Cosa hanno fatto questi discepoli? Questi discepoli hanno distorto lo sguardo da Giovanni, hanno iniziato a mettere lo sguardo su Gesù. Alleluia. Fratello, sorella, il messaggio che noi predichiamo, il messaggio della croce,
deve portare gli uomini a vedere Gesù. Il messaggio che noi predichiamo deve portare gli uomini a guardare Gesù. Non devono guardare un uomo, non devono guardare una religione, ma devono guardare Gesù. Gloria al nome del Signore. Questo è il messaggio del Vangelo, questo è il centro del messaggio che noi dobbiamo predicare affinché le persone ricevano Cristo. Gloria al nome del Signore. Allora vediamo che c'è un grande valore nel sangue di Gesù. Niente a caso nella parola di Dio, è vero, niente a caso. Ne vediamo, questa mattina parliamo molto del sangue. Ne vediamo su quella croce che il sangue non ha bagnato soltanto le 4 punte della croce, ma il sangue è iniziato a cadere a terra. Il sangue è caduto sulla terra. Alleluia. Il sangue è caduto sulla terra. Ogni goccia di sangue che cadeva sulla terra parlava d'amore per te. È l'amore di Dio per la nostra vita. Ogni goccia di sangue che ha bagnato quella terra parlava di grazia. Alleluia. E noi vediamo che è un sangue che grida amore, che grida perdono, che grida grazia, mentre nell'Antico Testamento vediamo un sangue che grida giustizia. Il sangue di Abele gridava dalla terra, è vero? È un sangue che grida. Avete mai visto un sangue che grida? Eppure la parola di Dio ci dice che il sangue grida. Il sangue di Abele gridava giustizia. Il sangue di Cristo grida grazia, amore, perdono, gloria al nome del Signore. Ecco perché è prezioso il sangue di Gesù, fratello, sorella. E questo sangue deve toccare l'intera nostra vita. Questo sangue deve fare parte della nostra vita, perché soltanto quando noi riceviamo questo sangue purificherà, cancellerà, questo sangue restaurerà ogni cosa, questo sangue ci riconcilierà con il Padre. Gloria al nome del Signore. E vediamo che quando il sangue è caduto a terra e quando Gesù ha spirato, la cortina del Tempio si squarciò, perché tutto era compiuto. Gloria al nome del Signore. Tutto era compiuto. Il velo è stato squarciato. Gesù Cristo ha compiuto la missione. La sua missione è quella che affinché l'uomo, attraverso il suo sacrificio, potesse essere riconciliato con il suo creatore. Gloria al nome del Signore. E questo è un messaggio meraviglioso, un messaggio potente, fratello, sorella. Noi veniamo riconciliati con Dio soltanto se passiamo attraverso la croce, soltanto se passiamo attraverso il sangue. Il sangue sulle stipite delle porte permetteva che l'angelo andava oltre. L'angelo passava oltre quando vedeva la casa coperta con il sangue. E un giorno, fratello, sorella, se la nostra vita non è coperta con sangue di Cristo, la giustizia di Dio e il giudizio di Dio verrà sulla nostra vita. Ecco perché il messaggio della croce non deve essere disprezzato. Non deve essere disprezzato. Lo scrittore agli Ebrei scrive: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Ecco perché il messaggio della croce non deve essere trascurato. Perché se il messaggio viene trascurato, noi non scamperemo al giudizio di Dio. E noi abbiamo bisogno questa mattina che il messaggio della croce venga rivelato nel profondo del nostro cuore, che venga rivelato nel nostro spirito, che non possiamo scherzare con il sangue di Gesù. Tante volte ho sentito degli uomini e delle donne, anche se cade una forchetta a terra, sangue di Gesù. Quante volte ho sentito questa frase detta così, non dando valore a quel sangue. Ma nel sangue di Gesù c'è potenza, fratello, sorella.
C'è la potenza di Dio in quel sangue. Allora noi dobbiamo veramente ogni giorno considerare la Pasqua. Ogni giorno. Ogni giorno la Pasqua la dobbiamo vivere, perché Cristo è la nostra Pasqua. E ogni giorno dobbiamo vivere questo giorno. Non dobbiamo soltanto ricordarcelo una volta all'anno, ma dobbiamo vivere ogni giorno la nostra Pasqua. Gloria al nome del Signore. Allora vediamo che quando i discepoli di Giovanni videro Gesù, hanno distolto lo sguardo da Giovanni e hanno iniziato a seguire Gesù. Perché quando Gesù viene rivelato ai nostri cuori, fratello, sorella, noi vogliamo conoscere di più. Dove abiti, maestro? Questa è la domanda che hanno fatto. È vero, abbiamo letto. Cosa dissero quei due discepoli? Gesù, voltandosi, osservando che lo seguivano, domandò loro: che cercate? Gesù disse: che cercate? Ed essi risposero: Rabboni, Rabbi, che interpretato vuol dire maestro, dove abiti? Egli rispose loro: venite e vedrete. Essi dunque andarono. Gesù disse: cosa cercate? Cosa cerchi da Gesù? Cerchi la benedizione? Cerchi la provvidenza? O cerchi intimità con Gesù? Cosa cerchi? Questi uomini stavano cercando intimità con Gesù. Dove abiti? Vogliamo venire nella tua casa, vogliamo stare con te. Stavano cercando l'intimità con Gesù. E questo è qualcosa che ogni giorno, ogni cristiano non deve glorificare Dio per la sua provvidenza, per le sue benedizioni. Non dobbiamo cercare Dio per quelle che Lui ci dà, ma dobbiamo cercare Dio per quelle che Lui è, fratello, sorella. Perché Lui è il nostro Salvatore, il nostro Signore, il nostro Redentore. Lui è colui che ha dato il suo unigenito Figlio sulla croce per riscattare e redimere la nostra vita. Lui è il tutto per la vita di un cristiano. Ecco perché quando Cristo viene a abitare nella nostra vita, noi non temeremo. Abbiamo adorato, è vero. Noi non temeremo. Perché non temeremo? Perché siamo con Gesù. Siamo in ottima compagnia. Abbiamo un ottimo amico che è con noi ogni giorno, ogni passo. Gesù è con noi. Gesù è con noi, fratello, sorella, quando noi siamo con Lui. Gesù è con noi quando noi siamo con Lui. Ecco perché dobbiamo ogni giorno cercare l'intimità con il nostro Signore, perché più stiamo ai piedi di Gesù, più il Signore si rivela alla nostra vita, più la nostra vita viene restaurata, la nostra vita viene rigenerata, i nostri pensieri vengono trasformati, i nostri sentimenti vengono trasformati, la nostra vita, fratello, sorella, rispecchierà la vita di Cristo. Perché soltanto quando stiamo con Cristo, Cristo riflette nella nostra vita. E le persone riconosceranno che siamo stati con Gesù. Le persone vedranno Gesù attraverso la tua vita. E quando tu proclamerai, annuncerai il messaggio della croce, avrai credibilità. Perché avrai credibilità? Perché le persone vedono che tu veramente vivi una vita santa, una vita irreprensibile, una vita integra. E il messaggio che tu proclami è un messaggio che crea credibilità nei cuori delle persone. Gloria al nome del Signore. Vediamo l'agnello quando veniva sacrificato. L'agnello veniva anche mangiato, è vero? L'agnello doveva essere mangiato. Ecco perché abbiamo bisogno di cipparci di Cristo ogni giorno, perché la carne dell'agnello deve entrare dentro di noi. La carne dell'agnello deve entrare una sola cosa con noi, fratello, sorella. Quella carne non deve rimanere sulla ma che quella carne deve entrare dentro di noi, deve essere mangiata. Gloria al nome del Signore.
deve essere mangiato ogni giorno. La parola del Signore deve essere una manna giornaliera per la nostra vita. Ogni momento è una manna fresca, è una manna fresca. E Gesù Cristo è la manna, è il pane. Io sono il pane della vita. Alleluia, io sono il pane della vita e questo pane deve essere mangiato ogni giorno perché è un pane fresco, c'è una rivelazione fresca. Io sono il pane della vita, io sono l'acqua della vita, alleluia. Vediamo Gesù come si presenta: io sono il pane, io sono l'acqua della vita, io sono la via, la verità, la vita, io sono, gloria al nome del Signore. Gesù è l'io sono. Gesù è l'io sono. E quando noi ci cibiamo di Cristo, fratello, sorella, nella tua vita vive Dio, vive la potenza di Dio. Crediamo questo? Gloria al nome del Signore. Perché l'Evangelo, il messaggio del Vangelo è potenza. Fratello, sorella, il messaggio del Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E questo messaggio, questa potenza vive dentro la tua vita, vive dentro la mia vita. Solamente una potenza non può rimanere imprigionata, è vero, non può rimanere imprigionata. Il Vangelo, la predicazione del Vangelo non può rimanere imprigionata dentro di noi, ma la predicazione del Vangelo deve essere proclamata attraverso la nostra vita, perché il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Fratello, sorella, noi abbiamo una grande responsabilità. È quello di realizzare il sacrificio e annunciare il sacrificio di Gesù. Gloria al nome del Signore. E questa mattina io credo con tutto il mio cuore che questo sangue vuole ancora purificare. Questo sangue questa mattina vuole spezzare ogni legame nel nome di Gesù, perché c'è potenza nel sangue di Gesù. Questo sangue questa mattina vuole cancellare ogni peccato, vuole cancellare tutto ciò che ti sta imprigionando, vuole cancellare e spezzare ogni vizio, vuole cancellare i vecchi pensieri nella tua mente, vuole cancellare i vecchi sentimenti nel tuo cuore. Questo sangue questa mattina ha la potenza di cancellare ogni cosa nella nostra vita, nel nostro cuore. C'è potenza nel sangue di Gesù. Alleluia. C'è un canto meraviglioso che dice c'è potenza nel sangue di Gesù. Io credo che questa potenza è qui questa mattina, fratello, sorella. Alleluia. E questi simboli sono meravigliosi, è vero. L'offerta di oblazione e l'offerta di libazione. Gloria al nome di Gesù. Perché Gesù non è soltanto stato l'offerta di oblazione di Dio, una vita consacrata, ma è stata un'offerta di libazione, una vita versata. Alleluia. Infatti un giorno l'Apostolo Paolo disse: anche io sto per essere offerto in libazione, perché l'Apostolo Paolo viveva una vita versata per Dio. Ecco perché noi, fratello, sorella, dobbiamo vivere una vita consacrata, versata per il Signore, costi quel che costi, costi quel che costi. Perché quando noi passiamo attraverso la croce non ci fa rimanere uguali. La croce ci cambia, la croce ci trasforma ogni cosa nella nostra vita. La croce ci fa nascere di nuovo, non più schiavi, ma liberi in Cristo Gesù. Ecco il messaggio della croce, ecco il messaggio della vera Pasqua quest'oggi. E l'angelo passò oltre perché vide il sangue. Oggi c'è il sangue sugli stipiti del tuo cuore. C'è il sangue che ti protegge sulla tua vita, sulla tua casa. Questa mattina questo è un messaggio di potenza, ma anche un messaggio di speranza. Amen.
perché Gesù è sceso dalla croce e Gesù vive. Gesù è vivente ed è in mezzo a noi questa mattina. Quanti credono che Gesù è in mezzo a noi? Alleluia. Gesù è qui in mezzo a noi questa mattina e sta passeggiando, sta osservando il tuo cuore, sta osservando la tua vita. E Gesù sta vedendo se nella tua vita c'è il sangue che Lui ha versato, oppure sei fuori dalla sua protezione. Gesù sta osservando la vita di ognuno di noi. Fratello, sorella, Gesù quel sangue è stato spremuto sulla croce. Fino all'ultima goccia di sangue Lui ha versato per te, per vedere la tua vita riscattata, liberata. Cosa facciamo noi del sangue questa mattina? Vogliamo rimanere nella condizione in cui ci troviamo o vogliamo passare attraverso la croce per entrare in una nuova prospettiva, entrare nel nuovo? Vogliamo rimanere nel vecchio o vogliamo entrare nel nuovo? E per entrare nel nuovo dobbiamo passare da qua, dalla croce, da qua, fratello, sorella. Vuoi vedere la tua vita restaurata, la tua famiglia restaurata? Dobbiamo passare da qua. Vuoi vedere la protezione di Dio sulla tua vita, sulla tua famiglia, sui tuoi figli? Dobbiamo passare da qua. Tutto, fratello, sorella, tutto quello che noi desideriamo deve passare per la croce. Tutto. Tutta la scrittura passa attraverso la croce. Perché Gesù un giorno non tornerà come agnello. Perché il suo sacrificio è stato fatto una volta e per sempre. Non si ripeterà come i sacrifici dell'antico patto, ma il sacrificio di Cristo aperto ha inaugurato il nuovo patto, ma è stato un sacrificio fatto una volta e per sempre. E Lui non ritornerà più come agnello, ma ritornerà come leone. Come leone. Ma l'agnello di Dio noi lo vediamo anche in un altro posto. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Non lo vediamo soltanto sulla croce, ma in Apocalisse capitolo 22 lo vediamo seduto sul trono. Gloria al nome del Signore. L'agnello è stato immolato, ma nell'Apocalisse un giorno noi vediamo l'agnello sul trono e quell'agnello che fu immolato sarà adorato. Gloria al nome del Signore. Sarà adorato dalla sua chiesa, dal suo popolo, da coloro che verranno, che sono stati riscattati dal suo prezioso sangue. Sono lì davanti al trono che adorano l'agnello. Gloria al nome del Signore. Allora non è soltanto un agnello immolato, ma anche un agnello adorato. Gloria al nome del Signore. Questa è la vera Pasqua, fratelli. Questa è la vera Pasqua. Allora noi questa mattina consideriamo Cristo è la nostra Pasqua, ma il sacrificio di Cristo e il sangue di Cristo è sulla nostra vita. Voglio concludere così. Buona Pasqua a tutti. Ecco il Re che viene, Gesù ritorna, odo il suono della tromba, il suo volto mirerò. Ecco il Re che viene, Gesù ritorna, gloria a Dio, egli torna per me. In piedi, fratelli. Ecco il Re che viene, Gesù ritorna, odo il suono della tromba, il suo volto mirerò. Ecco il Re che viene, gloria a Dio,
Egli torna per noi. Amen. Gloria al Signore. Alleluia. Che messaggio, fratelli. Che messaggio glorioso che abbiamo ricevuto stamattina. Celebriamo. Non ho microfono. Non ho ritorno almeno, non mi sento. Gloria a Dio. Celebriamo la cena del Signore, fratelli, stamattina. Oggi, essendo anche la prima domenica del mese, celebriamo la cena del Signore nel ricordo non del Cristo crocifisso soltanto, ma del Cristo resurretto. Amen? Alleluia. E brevi canteremo un nuovo cantico, come está scritto in Apocalisse 5:9. E cantavano un nuovo cantico dicendo: degno di aprire il libro e di staccare i sigilli. Amen? Gloria a Dio, gloria al Signore. Aprite la Bibbia, per favore. Matteo capitolo 26. Matteo 26 e 26. Vorrei invitare gli operai perché siano qua. C'è scritto così: mentre mangiavano, Gesù prese del pane e dopo aver detto la benedizione lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e dopo aver reso grazie lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Amen. Vorrei chiedere al diacono di pregare per gli elementi, o i simboli, meglio dicendo, i simboli che sono i calici e il pane, che continuano essendo pane e calici, ma dopo la preghiera simboleggiano il corpo e il sangue del Signore, dell'agnello immolato, ma che ha già trionfato. Amen? E ha promesso che tornerà, e questa chiesa che milita trionferà. Amen? E trionferemo insieme. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Preghiamo. Senhor Dio, siamo qua in questa mattina. Oggi celebriamo la Pasqua e anche la Santa Cena, Padre. Questo è il tuo corpo e il tuo sangue versato su di noi per redimire i nostri peccati. Ti ringraziamo, Padre, sia con noi. Amen. Gloria a Dio. Potete accomodarvi e lodiamo quel numero 633. Morì per me, morì per me, Gesù, Gesù, morì
ritornerà? Ritornerà. Ritornerà. Gesù, Gesù, ritornerà. Cantiamo insieme, alleluia. 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 Gesù, Gesù. Alleluia. Può consegnare al pastore Vito che servirà a voi. Mettiamoci in piedi, fratelli. Manca la sorella a ricevere i simboli. Gloria a Dio. Qualcuno ha necessità di riconciliazione stamattina e vogliono riconciliarsi prima di mangiare il pane e bere il calice del Signore? La Bibbia dice che una volta che noi ci riconciliamo con il Signore, ci riconciliamo anche con la Chiesa. Alleluia. È il perdono che ci fa liberi. Alleluia. La Bibbia dice che nella notte in cui fu tradito, Gesù prese il pane, lo benedisse e lo spessò. E lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Parimenti, dopo aver cenato, Gesù prese il calice, lo benedisse e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, il sangue del nuovo patto che faccio con voi. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Partecipiamo, fratelli, del pane, simbolo del corpo di Cristo, e in seguito del calice, simbolo del sangue di Cristo. Tutti noi. Maranatha. Santo, 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 santo è il Signore. Alleluia, lovi, elerimi kama suiteria. Oh Gesù, grazie della tua salvezza,
Grazie del tuo sacrificio, grazie perché ci hai, Signore, ricevuti. Grazie, Signore, perché non ci hai rifiutati. Grazie, Signore, perché ci hai perdonati i peccati. Hai portato su di te, Signore, le nostre iniquità, i nostri falli. Oh, Signore, ci hai dato, Signore, diritto della vita eterna. Gloria, gloria al tuo nome. Alleluia. Ti lodiamo, Signore, di questa mattina nella tua presenza. Ti lodiamo, Signore, perché noi siamo credenti, perché possiamo credere, perché, Signore, abbiamo accesso libero alla tua presenza. All'ovrande, ande fa, Signore, lodiamo il tuo nome perché sei il Santo di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Osanna al Re, alleluia, Osanna al Re, alleluia. Signore, continua con noi, rinforzaci, rivestici di forza, di fede, dello Spirito Santo, perché possiamo continuare avanti fino al tuo ritorno, perché la tua parola dice fino alla fine, e a chi vince, Signore, riceverà la corona della vita. Nel nome di Gesù, amen e amen. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi, oggi e per sempre. Amen. Buona Pasqua a tutti, che Dio vi benedica, e vorrei ricordare ai fratelli che il 1° maggio sarà la nostra assemblea generale, e vorrei in questa occasione di oggi fare come ufficiale l'edittale di convocazione a tutti i membri, che non è una questione di invito, è una questione di partecipazione. Siamo partecipi della Chiesa e noi come membri abbiamo questo impegno. 1° maggio sarà alle 14 nostro raduno nazionale insieme all'Assemblea Generale, ok? Però tutti i fratelli devono confermare la presenza. Abbiamo avuto un riscontro con la chiusura del bilancio che la missionaria Denise sta concludendo, che dopo passerà alla Giuliana che farà tutto il controllo, e non abbiamo avuto come concludere perché mancava un'informazione, e questa informazione è arrivata tardi, ma stiamo finendo per concludere, e probabilmente la domenica sarà già disponibile in tutte le basi missionarie il resoconto 2025 a tutti i fratelli che devono vedere e firmare, ok? Tutti i membri devono vedere e firmare il resoconto della Chiesa, della missione generale nel 2025, ok? Il 1° maggio noi avremo questo incontro che è il raduno nazionale e l'assemblea generale. Pomeriggio alle 14 e alle 17 finiremo, e dopo la sera avrà il congresso delle donne. Le donne saranno insieme qua, in questa stanza, in questa chiesa. Tutti noi saremo qua, in questo luogo, facendo sia l'assemblea che la sera il congresso. Amen? Chi è dell'Ufadamiti e le donne che non sono ancora dell'Ufadamiti possono cercare Priscilla e tutte le sorelle missionarie che operano nelle basi missionarie per informarsi di come sarà il programma della conferenza, ok? Vorrei chiedere la partecipazione di tutti, perché la Chiesa non è fatta dal pastore, è fatta dai membri. Il pastore è soltanto il fratello che conduce con la grazia di Dio e con l'approvazione della Chiesa. Amen? Che Dio ci benedica. C'è un pranzo che oggi abbiamo l'Agape fraterna e saremo qui insieme a celebrare. Non andate via, state con noi, e che Dio vi benedica. Una buona settimana, domani una buona giornata di Pasquetta con la famiglia, ok? Ognuno con la sua famiglia, chi è solo si aggrappi con altri, e così saremo tutti insieme per la gloria di Dio. Amen?
Che Dio vi benedica e buona